Quella che vedete alle mie spalle è la passerella lasciata da Dolce & Gabbana per i turisti, ma non è stata mai utilizzata. Ma la valle è ancora presa d'assalto, visto il bel tempo. Sarebbe veramente bello poter vedere dall'interno, perché è una bellezza che è rimasta su per quasi 3.000 anni, sarebbe bello poterla vedere. Esatto, e il messaggio che vogliamo passare è che se fosse possibile non solo non rimuoverla, lasciarla e incentivare la possibilità di poter apprezzare dall'interno anche una meraviglia come questa. La passerella che vedete è stata donata da Dolce & Gabbana il 15 luglio scorso, alla fine di una sfilata internazionale di moda. È stata lasciata per i turisti, però non è stata mai utilizzata ed oggi dovrebbe essere rimossa. Spero che la cosa possa avere però un'utilità per i turisti innanzitutto, perché se viene fatto qualcosa in un luogo così bello e così particolare deve essere comunque contestualizzato. Mi auguro da turista che venga fruito sempre al meglio. Ben venga queste operazioni, però che siano aperte al pubblico e rese fruibili. Un peccato perché insomma sarebbe bene riuscire a capire l'interno di questi temi. Ma voi sapevate di questa presenza, della presenza? No, sarebbe curioso vedere cosa c'è effettivamente, appunto, quindi se è stato fatto sarebbe giusto che fosse fruibile. Che possano appunto accedere i turisti dopo di noi, insomma. Visto che è stato fatto, che venga utilizzato, visto che è stata fatta una concessione, che sia utile. Da dove venite voi? Da Torino. Lei conosce la storia della passerella che abbiamo qui accanto, lasciata da Dolce & Gabbana per i turisti, però non è stata mai utilizzata ed oggi verrà rimossa a quanto pare. Sì, sapevo che era qui, avevo letto un articolo a riguardo che dopo la sfilata sarebbe rimasta, ma non essendo venuto non sapevo che non era fruibile da noi utenti che paghiamo e potremmo entrare dentro visto che non è possibile. Ma... Questa è la richiesta dei turisti che abbiamo avvicinato, vorrebbero entrare dentro. Sì, sarebbe bello poter vedere anche per capire meglio come funzionava, vedere la stanza principale da dentro e anche il panorama, penso che da dentro sia bellissimo vedere la città nuova o il resto del parco.